Allora, stiamo parlando di criticità che ci sono per tantissimi cittadini, che cosa fare in una progettualità che possa risolvere, insomma affrontare almeno certe tematiche. Siamo arrivati anche al nodo cruciale della non autosufficienza segretaria. Ha toccato alcuni punti salienti Margherita Miotto e sono quelli che voi rimarcate spesso. Qui c'è la prevenzione e la presa in carico. Prevenzione nei limiti di invecchiamento attivo, cioè quindi cercare di aver cura di sé finché si è in salute, e poi naturalmente anche potersi fare delle visite specialistiche, delle cure appropriate al momento giusto. Qui entriamo nel discorso delle liste d'attesa, perché se non c'è un'emergenza, un'urgenza, come diceva Margherita Miotto, si va privatamente. E poi c'è la presa in carico. Sì. Vedo che la slide sintetizza molto bene, sì, non solo le priorità, mi verrebbe da dire anche al di là delle priorità che noi insomma sulle quali ci stiamo battendo da diverso tempo, devo dire anche come sindacato dei pensionati su tanti temi anche unitariamente, quali volontà mi verrebbe da dire, perché è un pezzo che stiamo battagliando insomma rispetto a tutti, diciamo, tutti i temi che avete visto adesso nelle slide, parlando di non autosufficienza, ma non solo, anche di invecchiamento attivo. Quindi ecco, è importante sottolineare anche questo, perché i tavoli, diciamo, con la Regione non sono tanto agiti, sono poco agiti, e soprattutto spesso è un'interlocuzione a livello informativo, quindi questo è anche giusto insomma ribadirlo. Quindi chiediamo, diciamo, a chi poi non solo oggi si candida alla presidenza, diciamo, della Regione, ma chi lo sarà prossimamente, di convocarci, di avere dei tavoli anche che siano effettivamente veri, dove noi possiamo portare tutte le nostre proposte all'attenzione, diciamo, anche del futuro della Regione. Rispetto a questo, la non autosufficienza, ecco, prima lo ricordavo, c'è sia la parte della domiciliarità che della residenzialità. I problemi li abbiamo da entrambe le parti, perché allora se leggiamo dalla slide dice riforma delle IPAB, anche qui sono quasi 25 anni che il Veneto sta aspettando la riforma delle IPAB. L'IPAB sarebbero diciamo le case di riposo, esatto, per comprendere a tutti. E quasi 25 anni che l'aspettiamo. Credo che il Veneto sia rimasta forse l'unica regione ancora in procinto di avere la riforma. Sarebbe un passaggio importante, perché vorrebbe dire aprire le case di riposo rispetto ai servizi, e quindi dei centri di servizio veri e propri per le comunità, per le cittadinanze, che potrebbero dare anche dei servizi, diciamo, alle cure domiciliari, quindi non solo residenzialità ma anche domiciliarità. Poi certo finanziamento delle cure domiciliari, come qua si dice, la legge sui caregiver che prima accennavamo, perché il lavoro di cura è lasciato, diciamo, alle famiglie che hanno le persone non autosufficienti, ma all'interno poi sia dei centri di servizio che nella parte della domiciliarità ci sono tanti altri aspetti. Ad esempio diciamo, nelle case di riposo abbiamo tutta la problematica di persone che sono in lista d'attesa per entrare e che non hanno l'impegnativa di residenzialità, o ad esempio anche perché in alcune province mancano proprio i posti letto e quindi non si riesce a entrare, diciamo, in quella casa di riposo. Diversamente invece, ecco, anche da uno studio che abbiamo fatto, c'è abbastanza disomogeneità diciamo, della situazione. Alcune province sono carenti di posti letto, altre invece abbondano, per così dire. Quindi anche rispetto a questo ci vorrebbe una riprogrammazione proprio oltre che l'aumento del numero di posti letto, ma anche delle situazioni, per così dire, provinciali, come sono messe, ma rispetto anche perché forse sono particolari, per alcuni sono insostenibili come costi. Per alcune sono insostenibili, infatti anche dal monitoraggio che noi facciamo annualmente, diciamo, rispetto alle rette, abbiamo visto che dal 2023 al 2025, l'abbiamo fatto proprio a febbraio di quest'anno,
l'aumento è stato esponenziale per motivi diversi, soprattutto nelle case di riposo private, che ricordiamo che sono la stragrande maggioranza nel nostro Veneto, se non ricordo male arrivano quasi al 70% rispetto a quelle pubbliche, e quindi anche qui poi dipende anche dai servizi che vengono compresi all'interno, ci possono essere delle rette non solo esponenziali ma insostenibili per le persone non autosufficienti e le famiglie. Un'altra richiesta che facciamo rispetto a questo è quello di pubblicare nei siti, perché noi abbiamo fatto fatica a trovare anche queste informazioni, la carta dei servizi che ogni casa di riposo, diciamo, dà in questo caso alla persona che entra, ma soprattutto anche di pubblicare le rette, perché spesso non vengono pubblicate, ma diventa quasi, non voglio dire una contrattazione personale, ma se noi andiamo a vedere molti riportano, soprattutto nelle private, di recarsi, di andarsi ad informare, quindi non c'è una sorta, per così dire, anche di trasparenza, almeno guardando i siti, quindi anche questo diventa importante. Poi c'è tutta la parte che riguarda, insomma, anche l'assistenza delle persone non autosufficienti, e quindi anche tutti i provvedimenti che sono stati fatti, la diminuzione del minutaggio per settimana, diciamo, per ogni ospite, e questo vuol dire meno, può significare anche meno qualità dell'assistenza, non perché le persone che lavorano non siano capaci, ci mancherebbe, ma se hanno meno tempo da dedicare vuol dire che la persona non autosufficiente magari... Però lì parlando anche con le strutture, si nota molte volte che cercano veramente ovunque del personale, che poi viene dall'estero, che poi magari non ha una preparazione, una cultura, c'è una serie di fattori. Perché? Perché tante persone non scelgono più questo tipo di professione, perché richiede veramente una dedizione importantissima in termini anche umani, in termini di risorse e di energia, e anche economicamente non è così gratificante. Se però viene alzata la retribuzione, come hanno fatto alcune case di riposo, questo va a gravare ineluttabilmente poi sulla e anche retta. dalle condizioni di lavoro, perché sicuramente diciamo, la parte retributiva può essere anche una cosa importante, sicuramente lo è, perché vuol dire anche valorizzare quel tipo di lavoro. Il lavoro di cura è un lavoro pesante, anche, non solo fisicamente ma anche, insomma, psicologicamente, non viene, certi giovani non viene scelto fare. Anche perché ci sono dei ritmi di lavoro che, insomma, spesso sono insostenibili, come sono nella sanità pubblica, li troviamo anche soprattutto, diciamo, nelle case di riposo, proprio per diciamo, anche i turni stressanti, e spesso, essendo poco il personale, si deve anche sostituire magari nel momento in cui c'è una malattia, piuttosto che le ferie, sono delle eccetera. difficoltà. E quindi... Vedevo Margherita Miotto vuole fare un'osservazione a questo riguardo, vero? No, ma è assolutamente vero questo. Il personale che lavora in questi servizi è soggetto a, come ha detto Nicoletta, a stress, a quel fenomeno del burnout, che in verità crea una condizione davvero di, dopo qualche anno, di richiesta di spostamento. Quindi occorre anche creare le condizioni di una mobilità su domanda, ecco, per cambiare ambiente di lavoro, per magari passare all'assistenza domiciliare, passare ad altri servizi, ma è necessario, altrimenti non si riesce nemmeno a fare come si dovrebbe, insomma, il lavoro a cui si è chiamati, perché è un lavoro molto pesante e scarsamente valorizzato, diciamo, anche da un punto di vista economico. Come è stato detto più volte, conta molto di più dello stipendio anche, come dire, il clima che c'è sull'ambiente di lavoro e le condizioni generali che riguardano la qualità della vita di chi fa questo lavoro. Perché fare i turni, insomma, è abbastanza impegnativo, ecco. E se uno può scegliere un'altra attività, preferisce fare un'altra attività. Certo. Ecco.
No, grazie. Infatti Margherita mi ha toccato alcuni aspetti anche umani della professione e fanno comprendere che sì, a fronte di queste criticità bisogna sempre avere le persone disponibili, per cui i figli di tante persone che adesso magari questi ragazzi possono avere 20 anni devono aver fatto una scelta di preparazione anche culturale di un certo tipo, e invece fanno altre però scelte. Però di pari passo, se guardiamo la domiciliarità, abbiamo degli aspetti simili ed è per questo che noi chiediamo che venga fatta una legge, diciamo, venga riconosciuta la figura del caregiver, perché anche lì, al di là che tante donne soprattutto lasciano il lavoro, quindi impoveriscono se stesse, la famiglia e domani avranno una pensione più leggera, ma potrebbe anche significare, anche per le giovani generazioni, fare un passaggio, sicuramente un lavoro di cura, essere caregiver, ma domani con corsi formativi, con sostegno in questo caso formativo, ma anche di supporto psicologico, perché è la stessa cosa, potrebbero anche, per così dire, reinventarsi o scoprire di poter fare una professione che fino ad oggi magari non avevano pensato di fare. Quindi è importante che anche il Veneto si doti di una legge regionale sul riconoscimento del caregiver, quindi del lavoro di Assolutamente cura. no, perché poi il rischio, l'avete detto voi anche più volte, abbandonare il proprio lavoro senza aver maturato una pensione idonea poi porterà questa persona un domani ad essere peggio di quella che aveva assistito, e lì scoppia la tragedia. Un altro capitolo importante, qui coinvolgo anche lei, coordinatore, è quello dell'abitazione che riguarda sia gli anziani ma anche i più giovani e poi in generale. Abitazioni in affitto con dei canoni molto alti, anziani che da un lato hanno bisogno anche di poter avere una compagnia all'interno delle abitazioni, insomma ci sono diverse criticità. Sì, noi è da anni che stiamo dicendo che c'è un'emergenza a casa, c'è a livello nazionale ma c'è anche qua in Veneto. C'è una domanda forte di alloggi a prezzi sostenibili e dignitose, e un'offerta assolutamente insufficiente. Lo testimonia quante domande ci sono, sui 25.000 domande di edilizia di residenziale pubblica, e un'assegnazione che ogni anno non arriva a 1.000. Quindi mancano case di edilizia per tanti motivi, anche qua per trovare le risorse, mancano i fondi per ristrutturarle, ci sono tantissime case sfitte delle ATER, oltre a case sfitte del settore privato. Rispetto a questa situazione, che non è nata oggi, è da anni che si sta accumulando e sommando, non è stato fatto nulla, questo è il dato vero. È da anni che non c'è un piano straordinario per l'incremento dell'edilizia residenziale pubblica, è da anni che non ci sono i fondi, le ATER non hanno i fondi, i finanziamenti per poter ristrutturare le case che oggi non possono essere messe a disposizione perché hanno necessità di essere riqualificate e ristrutturate. C'è qualcosa di finanziamento dal PNRR, soprattutto sull'efficientamento energetico, ma è poca cosa rispetto al bisogno che c'è, ed è un bisogno che impatta fortemente su una parte importante di popolazione. Tanti hanno la casa di proprietà, ma è sempre di più la fascia che insomma fa fatica ad accedere a una casa in affitto. O perché ha una condizione di lavoro povero, per cui non ha il reddito sufficiente per sostenere quello che era un lavoro normale adesso è un lavoro povero. Riguarda i giovani, le giovani coppie che vogliono farsi un futuro, riguarda gli anziani che hanno bisogno di spazi un po' diversi da quelli del passato, perché per l'evoluzione demografica la composizione del nucleo sociale si è diversificato, e riguarda anche una parte di lavoratori. Penso ai lavoratori stagionali che nei centri turistici non trovano un affitto sostenibile, gli costa di più della retribuzione che prendono, per cui è insostenibile, o i lavoratori soprattutto dei centri storici, Venezia in prima fila, ma anche dei centri storici, perché fanno fatica a sostenere i costi di un affitto. Per cui lì bisogna anche lì investire, cioè si parla sempre di spese, no? Che bisogna contenere la spesa pubblica, ma questi sono investimenti. Certo, se si vuole ripristinare un minimo di coesione sociale e di benessere diffuso sul piano sociale, perché la forbice invece si sta ampliando. Non si tratta di colpire il ceto medio, ma la forbice c'è nella distribuzione della ricchezza, c'è una forbice di una fascia di popolazione sempre
più bassa con redditi elevatissimi e una fascia che si sta allargando di popolazione in una condizione di povertà o assoluta o anche relativa, perché da parecchi anni oramai comincia a essere a rischio di povertà anche chi ha un lavoro che però è precario o basso salario e via dicendo. Per cui la casa è uno di questi temi. Dei problemi principali su cui però da anni non si programma e non si destina in questa regione nessuna risorsa. Ne parleremo ancora, siamo arrivati al termine. Allora, io devo ringraziare Margherita Miotto di essere stata qui con noi, di averci dedicato del tempo e anche delle preziose considerazioni. Nicoletta Biancardi dello SPCGIL del Veneto, perché le vostre rivendicazioni fanno sempre riflettere su una situazione che riguarda sempre più persone. E poi naturalmente Paolo Righetti della CGIL, perché con l'esperienza, in modo particolare nel settore sanitario, ci ha dato uno spaccato più aperto anche di quelle che sono le criticità. Noi ci rivedremo presto, devo fare una battuta di chiusura velocissima. Investiamo nel welfare pubblico, sanità, abitare e anche direi trasporti pubblici, che è l'altro elemento che riguarda anche questo gli anziani. Sì. Già, infatti. Allora, grazie a voi di essere stati qui con noi, grazie a voi cari telespettatori di averci seguito, naturalmente rivedete poi la puntata su YouTube e sul web. Buona serata, buon proseguimento.